Eccoci, siamo arrivati a lunedì 13 marzo e ci ritroviamo dopo la 26esima giornata, manca solo la partita di stasera tra il Milan e la Salernitana a concludere questo turno. Arrivato a un certo punto ci ritroviamo in fin dei conti a un terzo dalla fine del campionato. È volato velocemente in quest'ultimo periodo dopo appunto il mondiale del Qatar. Sembrava di dover riaprire un nuovo fronte nei confronti appunto del Napoli, che era primo in classifica. Invece il Napoli non ha fatto altro che allungare e le squadre che inseguono invece sono in completo affanno. Ci ritroviamo quindi a dover riconsiderare le posizioni della Champions League, quindi dalla seconda alla quarta posizione, perché il Napoli ha praticamente vinto questo scudetto, e al tempo stesso c'è con una situazione lenitiva che è quella delle coppe, perché vedo che le coppe tutto sommato riescono a lasciare un fronte aperto e possiamo anche dire anche di soddisfazione parziale fino adesso. Vediamo in settimana quali possono essere i risultati che possono portare in qualche modo un lustro anche al calcio italiano. Di tutto ciò ne parleremo con un amico di vecchia data, che è un giornalista che scrive per il Giorno, Me Tomorrow, il cittadino di Monza e Brianza e tante altre testate. È uno specialista di tante cose, in primis di calcio, di volley, pallacanestro, dello sport di Milano, Lombardia, Monza, eccetera, eccetera. Eccolo qua, Andrea Gussoni. Ciao Fulvio, come va? Tutto bene? Bene, bene, lo so che tu poi ti sei sposato da pochissimo, quindi insomma qua si vola, si veleggia in una maniera incredibile. Sì. Ti seguo sempre sui social, sei sempre molto simpatico con i tuoi viaggi, tra parentesi sei sempre abbastanza in viaggio per lavoro e non solo per lavoro, ovviamente, quindi fai bene, fate molto molto bene. Va bene, pensavo di vederti domani a Oporto, per esempio, no? Invece no, lo vedrai in televisione, giusto? Esatto, non posso farle tutte, non ho ancora il dono dell'ubiquità, mi manca solo quello, riesco a vedere tante cose, ma ogni tanto bisogna anche fare delle scelte anche per questo vivere familiare, perché appunto se no altrimenti poi la moglie si lamenta, se non sono più a casa. Ovviamente, un conto andare, vabbè, insomma, zona Milano, Monza, Brianza, vabbè, insomma. Senti, andiamo a vedere un attimo quelli che sono i nostri partner, quindi conosci molto bene anche questa realtà, silviamusicradio.it, per una collaborazione con il nostro Davide Cisini, che adesso non è più nostro, è andato in un altro network radiofonico. Lo salutiamo volentieri. Lo salutiamo, ovviamente c'è stato veramente ogni settimana collegamento e tu trattavi lo sport con lui. Conosci Frederick, che è questa associazione per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-alto-emma.it. Unisciti alla campagna ogni giorno per Emma. Poi ci sono i nostri social, che sono quindi anche i collegamenti che vanno ovviamente su YouTube, Twitch e Facebook in streaming ovviamente, e Instagram anche per la comunicazione social. Andiamo avanti, andiamo a vedere quali sono i risultati di questo turno. Non stiamo neanche più di tanto ad analizzarli, perché ti faccio la domanda: Spezia-Inter era una partita spartiacque, perché insomma chi può aver ragione in un discorso del genere? I 28 tiri in porta sono un alibi? Oppure bisogna anche andare a vedere che se uno riceve 2 tiri in porta e subisce 2 gol, vuol dire che c'è qualcosa che non va, insomma, sia da una parte che dall'altra, sia in attacco che in difesa. Qual è il tuo pensiero? Ma direi che comunque 9 volte su 10 una partita del genere, con questo numero di tiri in porta, di possesso palla, di dominio territoriale che c'è stato all'Inter, la vinci. Però se una volta su 10 la perdi, segno che sicuramente 2 tiri in porta presi, poi se li prendi appunto nello specchio e il portiere non fa miracoli, poi ti possono costare anche la partita. In generale credo che ci sia un qualcosa proprio dal punto di vista psicologico, mentale, di una squadra che poteva essere, anzi secondo molti lo era, anche la favorita per vincerlo questo scudetto, e invece ha già perso 8 partite, anche proprio queste partite di questo tipo qua, in cui sembrava che potesse vincerla facilmente, in realtà poi si perde via, rimane vittima appunto del nervosismo che
attanaglia molti suoi giocatori, lo spogliatoio evidentemente non è unitissimo, ci sono problemi un po' di tutti i tipi, sia con l'allenatore che lo sappiamo a questo punto rischia anche il posto, sia con tanti giocatori che magari non stanno rendendo quanto era previsto, giocatori che sanno già che se ne andranno, in primis Skriniar, ma anche lo stesso Brozovic. Così è difficile riuscire a portare avanti un campionato. L'obiettivo minimo della Champions, secondo me, in qualche modo l'Inter lo porterà a casa, della qualificazione a Champions. Ovviamente. Per il resto però era una squadra che poteva e doveva fare molto meglio, non solo con lo Spezia ovviamente. Senti, non è che per caso lui paga in qualche modo, perché lo vedo anche sui social, la mancata vittoria dell'anno scorso, dove in realtà ci fu un derby che poteva essere vinto al di là dell'episodio Sanchez e Giroud, ma anche di un intoppo di 7 partite in cui furono fatti 7 punti su 21, e poi anche quella partita un po' sfortunata, quella del famoso recupero del Bologna. E quindi ti vedo sorridere, che mi dà un po' fastidio questo fatto, però vabbè, andiamo avanti lo stesso. Però effettivamente quella situazione non ha fatto altro che in qualche modo legittimare un posizionamento dell'Inter dopo aver vinto lo scudetto con Conte in alto, vedendo anche il panorama delle altre squadre, vedendo un Milan che era comunque una buona squadra ma non accreditatissima per la vittoria finale. Quest'anno doveva essere in teoria una legittima vittoria dell'Inter, invece abbiamo visto cosa è successo, un Napoli straripante. Sì, diciamo che il Napoli ha fatto davvero un campionato a sé. Io non ho paura di dire che insomma l'estate scorsa non lo mettevo neanche tra le prime 4, e come me la pensavano molti altri, bisogna dirlo, non è che ho sbagliato solo io. Anche perché tu spesso fai quei sondaggi, no? Ditemi le prime tre, credo che bisogna andare a ribeccare quel sondaggio di inizio campionato e vedere qual è la classifica vera. Esatto, io per onestà intellettuale lo dico che dopo le partite di Insigne, di Koulibaly, insomma, era finito un ciclo e onestamente non pensavo che così ne sarebbe potuto iniziare subito un altro così dirompente, anche molto meglio di quello che li ha preceduti, perché Kim, lo stesso Kvaratskhelia, ci sono tanti giocatori che sì, non venivano molto reclamizzati, c'era così davvero la paura che il Napoli non riuscisse neanche a confermarsi tra le prime 4. E alla fine invece i risultati sul campo hanno decisamente dato ragione a Spalletti, che è un grandissimo allenatore e merita assolutamente questo scudetto, diciamolo tranquillamente. Non me ne vogliono gli amici napoletani magari più scaramantici, però insomma ormai è fatta e non dico che si possa già iniziare a festeggiare, però insomma i risultati sono lì a dimostrarlo, perché è un +18. Ecco, forse l'unico dubbio che mi era venuto un po' in mente è dopo la sconfitta con l'Inter, con cui si è ripartiti dopo il mondiale. Ecco, lì ancora se ne poteva parlare di uno scudetto aperto, poi però l'Inter appunto non ha tenuto botta, non è riuscita ad avere una continuità necessaria per andare a vincere un campionato. Lo stesso dicasi per il Milan. La Juve sappiamo tutti che fine ha fatto per l'organizzazione e per tutto quello che ne conseguirà, e il Napoli ne ha approfittato però con pieno merito, assolutamente, perché a questo punto qua non è neanche più un approfittarsene, perché effettivamente no. È una squadra che ha dato dimostrazione anche in Europa, no? Di essere una grande squadra. Sai una cosa che prima stavano dicendo, ho puntato il dito sul discorso difensivo dell'Inter, no? Non possiamo prendere dei gol dove praticamente 2 sono spostati da una parte, ma anche il terzo già giochi a 3 e quindi basta un traversone per infilare qualcuno. Io ho visto, e anche per l'attacco non puoi pressare o perlomeno andare in forcing d'attacco con dei giocatori che in realtà tipo Lukaku hanno bisogno invece di spazio per muoversi. Credo che queste due situazioni qua devono essere perlomeno aggirate, specie contro queste squadre, con degli schemini. E io per esempio ho visto degli schemini, specie nelle ultime partite, molto forti, ma piccole cose, che Spalletti è riuscito a inculcare ai suoi giocatori. Io noto per esempio degli spostamenti dal terzino che taglia dentro, di uno che arretra, piccole convenzioni di una squadra che ha studiato molto invece queste cose. Nell'Inter non vedo questo, vedo alla fine un giro palla sterile, con la speranza che uno faccia il movimento giusto o ci sia l'imbucata giusta. Non c'è spazio per dare in qualche modo
Come la pensi tu, insomma, riguardo a questo? Il fatto che abbia, non perché Inzaghi non sia un buon allenatore, lo difendo anche, però magari bisogna approfondire di più. Quando perdi contro le squadre medio-piccole vuol dire che c'è qualcosa che devi studiare meglio. In questo senso forse bisognerebbe guardare anche un po' anche al Milan, visto che Pioli nel momento di massima difficoltà quest'anno, più o meno un mesetto fa, ha avuto il coraggio di cambiare, è stato un cambiamento epocale, perché insomma passare alla difesa a 3, togliere insomma tutto quello che di buono aveva portato uno scudetto, ha portato i risultati diciamo sperati, poi bisogna vedere stasera e come andrà a proseguire la stagione, però insomma per adesso i risultati gli hanno dato ragione. Inzaghi invece continua a intestardirsi in questo suo modulo, in queste sue scelte, e secondo me non ha i giocatori comunque del tutto adatti ad avere questa filosofia di gioco, perché comunque l'Inter con là davanti Lautaro e Lukaku ha vinto con Conte, ma era tutto un altro tipo di gioco, cioè bisognava dirlo, una squadra molto più grintosa che recuperava in fretta palla e la lanciava coi due davanti. Questo possesso palla alla fine è molto sterile, senza avere un vero il più regista, perché Brozovic praticamente non ce l'hai mai avuto. Cialanoglu sta facendo il suo, ma anche molto bene, però non è un regista puro. Alla fine ti trovi ad avere tanti passaggi di 10 metri e far fatica comunque a far arrivare la palla davanti. Poi, ripeto, le occasioni le hai create, soprattutto con lo Spezia e anche in generale. Però poi dietro l'attenzione, abbiamo detto, non è delle migliori, la testa sta facendo la differenza, però dal punto di vista tattico Inzaghi è sicuramente uno dei principali responsabili delle sconfitte, anche delle vittorie sicuramente, perché ricordiamo che è un allenatore molto portato nella gara secca e l'abbiamo visto appunto in Supercoppa, in Italia, eccetera. Però insomma in campionato 8 sconfitte e sicuramente non con tutte con le squadre forti, avendo battuto il Napoli tra l'altro sono davvero troppe. Sono troppe, anche perché poi comunque il calendario avrà ovviamente squadre della parte sinistra della classifica, quindi ci sarà veramente molto da sfidare, quindi da giocarsele nel migliore dei modi, insomma. Vabbè, insomma, questo è un discorso che riguarda ovviamente Inzaghi ed è cercare di migliorare. È anche vero che il cambiare il modulo non è poi così facile. Tornare a 4 vuol dire difendersi troppo, non lo so, forse quando giochi già a 3 è un po' più problematico. In fin dei conti Pioli ha aiutato di più il centrocampo giocando a 3 che poi diventi a 5, insomma. Ecco, come la vedi la polemica che c'è in qualche modo sulla logica del gioco un più difensivistico, a detta sua, da parte appunto di Arrigo Sacchi nei confronti appunto dei risultatisti, no? Quindi non i giochisti ma i risultatisti. Qual è il tuo pensiero? Perché arrivato a un certo punto, quando tu devi salvare capra e cavoli, adesso Pioli sta salvando la baracca e in fin dei conti stiamo parlando di un campionato, devi raggiungere degli obiettivi, non è che devi fare filosofia. No, infatti io sono sempre più dalla parte dei risultatisti, in questo senso anche Allegri mi è sempre sembrato un ottimo allenatore, al di là che spesso viene preso in giro per questo cortomuso sulla vittoria di misura, eccetera, però assolutamente ci sta, i risultati sono quelli che poi alla fine ti portano ad alzare i trofei, bello il gioco, bello tutto quello che vuoi, però ricordiamoci anche che Guardiola ha fatto benissimo al Barcellona, però poi col Bayern Monaco non l'ha vinta la Champions e col City per adesso, perché poi c'è ancora quest'anno in corso, non l'ha vinta la Champions, quindi bello giocare, bello tipo tiki-taka eccetera, però anche lui ha dovuto cambiare perché quest'anno alla fine ha detto, scusate la divulgazione ma a me piace anche il calcio internazionale, ha deciso ok basta falso 9 eccetera, andiamo a prendere Haaland che mi fa 2 gol a partita e vediamo se così riesco a vincerla questa Champions, perché poi devi anche avere così l'accortezza comunque di poter anche ammettere un eventuale errore o comunque di cambiare qualcosa piuttosto che continuare a intestardirsi su delle idee che non ti portano magari al risultato sperato. Sì, poi parliamo anche di un evento più unico che raro. Quella squadra era una squadra che era fondata già a livello giovanile, quindi con dei grandissimi campioni. E mi ricordo che Guardiola una volta disse: io devo ringraziare i miei giocatori, quando ormai aveva già vinto tutto, perché corrono più degli altri. Quindi non era un discorso solo prettamente tattico. Lui è stato molto bravo, però erano giocatori con la testa che correvano un casino, si aiutavano tra di loro e poi erano dei fuoriclasse.
quindi è una squadra difficile da recuperare adesso, sinceramente, al di là della bravura del tecnico. Senti, mi parlavi del Milan, no? Che quindi ha fatto questo cambiamento. Lo devi fare perché evidentemente ci sono delle risultanze, perché in primis 2 o 3 giocatori, quelli di ritorno dai mondiali, si sono proprio fermati da un punto di vista fisico, e l'abbiamo visto adesso, avendoli recuperati il Milan sta giocando meglio. E poi comunque ci sono stati sempre degli infortunati, dei lungodeggenti, un portiere su cui c'era poca fiducia, insomma, perché sempre dare la croce, no, all'allenatore, sull'allenatore, no, in qualche modo metterlo sempre in difficoltà? Sì, anche perché poi l'abbiamo detto un po' tutti, questo Milan non era la squadra favorita per lo scudetto, è andato oltre ogni porosa aspettativa. Pioli ha tirato fuori da non dico che ha fatto le nozze coi fichi secchi, però insomma aveva dei giocatori che venivano da mesi, se non anni difficili. Erano giocatori che proprio si vedeva che non potevano puntare ad uno scudetto, e invece con lui sono cambiati proprio da così a così, come si suol dire, nel giro di pochi mesi. Ecco, però è da 2 anni sostanzialmente che sono stati proprio tirati proprio fino all'ultimo, hanno spremuto di energie questo gruppo e le energie sono un po' venute a mancare. A questo punto Pioli ha dovuto per forza cambiare qualcosa, si è un po' coperto dietro e si è andato un po' a affidare tanto là davanti al talento di Leao, che in questo momento si sta alternando, diciamo, prestazioni positive a meno positive. Giroud, gli anni che passano, iniziano a farsi sentire anche per lui, anche se poi, insomma, quando conta riesce anche a buttarla dentro. È una squadra comunque adesso molto più solida, che ha ritrovato una solidità anche col ritorno appunto di Maignan. Bisognerà vedere cosa può fare. Champions League ovviamente dipenderà molto da chi peschi, però insomma già il suo l'ha fatto tornando dopo 11 anni tra le prime 8. In campionato, tolto il Napoli, comunque arrivare secondo, terzo sarebbe già un ottimo ancora risultato, e sarebbe di fatto una conferma di questo gruppo. Poi però in estate bisognerà fare delle riflessioni al netto del flop di De Ketelaere, perché dobbiamo dircelo che insomma doveva essere lui l'uomo che ti faceva fare l'ultimo salto di qualità, che doveva essere il grande titolare, l'uomo alle spalle di Giroud, di fianco a Leao, Certo. però insomma ha perso la sua squadra, non ha ancora neanche segnato, e davvero troppo da questo punto di vista. Però appunto bisognerà fare delle scelte là davanti e anche dietro, perché in sede di mercato il Milan comunque, se vuole rimanere a quei livelli lì, deve cambiare qualcosa. Beh, anche perché poi è stato, come dicevi tu, è stata spremuta una squadra, perché io mi ricordo nel periodo anche post no, Covid Sì, allungato, sì. mancavano 5-6 giocatori, la squadra lui ogni volta cambiava e aveva sempre lo standard di gioco. Era una squadra poi che comunque giocava con molta gamba, no? Molte ripartenze tutti insieme, andare a segnare il gol in velocità. Poi alla fine è chiaro che dopo magari ti conoscono un po' di più, e poi quest'anno di certi giocatori non si sono praticamente visti, al di là di Cateler c'è anche il discorso di altri giocatori, se non sono pronti lui non li mette dentro. L'abbiamo visto con Thiaw, no? Che è stato inserito perché è un giocatore che evidentemente è un po' migliorato, no? Da quel punto di vista, e anche aver dato fiducia a Kalulu e Tomori, no? In qualche modo, un po' per emergenza. Quindi l'allenatore non è uno che mette in campo delle cose così tanto perché non sa, cioè, o se non li mette in campo è perché effettivamente non sono pronti. Quindi a me dà molto fastidio veramente questo discorso che ha beccato in primis proprio questi 3 allenatori, no? Allegri all'inizio della stagione, Inzaghi attualmente, ma anche all'inizio della stagione quando abbiamo iniziato a perdere, e Pioli appunto nel periodo in cui stavi dicendo tu. Adesso se andiamo a vedere per esempio nella classifica, io ho guardato praticamente la Juventus, che vabbè, al di là dei 15 punti di penalizzazione sarebbe seconda, ma sarebbe anche con terza per i gol fatti e terza miglior difesa, tra parentesi quei 5 gol che ha preso, no, col Napoli. Quindi alla fine non ha lavorato bene Allegri, e la squadra non era quella su cui inizialmente volevano andare, mancava Pogba, mancava Di Maria, mancava Chiesa, e quindi insomma un bel macello. Quindi perché sempre il capro espiatorio deve essere sempre l'allenatore? La cosa più facile.
Sì, nettamente. Allegri sta facendo un miracolo con questa squadra, perché comunque appunto. era tutta costruita su Pogba, che non si è mai visto, e sappiamo che adesso insomma non No, è solo un vediamolo problema qua, di eccolo qua. infortuni. Lo Eccolo, vediamo appunto. qua. Ecco, adesso è un infortunato, non si capisce poi se è stato messo da parte, è arrivato in ritardo, ma è una cosa, una barzelletta questa, eh? Sì, esatto, di solito lo vediamo in foto molto più sorridenti, nelle spa o in Sì, esatto, vacanza. Diciamo montagna. quest'anno lui comunque si è divertito, al di No, là beh, degli quello c'è. infortuni. Battute a parte, comunque è evidente che è mancato tanto la Juventus, perché sì, ieri ha fatto molto bene Rabiot, però per il resto a centrocampo mancava davvero la sua qualità, e nonostante questo, nonostante i gol di Vlahovic che non arrivino, Chiesa che appena adesso ha recuperato ma si è già rifatto male, Di Maria sì che ha fatto molto bene soprattutto in Europa, però anche lui non è un ragazzino, in difesa la situazione è tutta in divenire. Nonostante questo la Juve è ancora lì, è seconda, e non è escluso che arrivi, diciamo, al momento tra le prime quattro. Ci può anche arrivare. Il problema è che poi psicologicamente è difficile rimanere concentrati se sai già che potrebbero toglierti altri punti, potrebbero decidere che comunque alla fine la tua qualificazione alle coppe non vale, tra virgolette, potrebbero anche restituirteli, perché il discorso vale anche al Sì, è ancora contrario, perché aperto. la Juve ha fatto ricorso, giustamente, anche secondo me, perché al netto di un caso che, diciamolo, è anche più grave di quello che si era visto con Calciopoli, non può iniziare a togliere punti, poi prevedere che forse glieli dai, poi te gliene togli altri. Era una decisione o da prendere o all'inizio o a stagione conclusa, anche andandoci più pesanti, però così diventa difficile, perché falsi non solo il campionato della Juventus, secondo me, ma anche quello delle altre, perché tolto il Napoli, che tutto sommato, anche se dovessero restituire i 15 punti alla Juventus, sarebbe comunque tranquillamente campione Certo, d'Italia, per le altre fa tutta la vuol differenza del dire, mondo sapere se vuol la dire. Juventus ne ha più 15 o meno 15. Quindi Sì, sì, beh, loro comunque nel caso stanno facendo il loro campionato più che bene, con la testa veramente sul fantastico. pezzo, quindi da quel Sì. punto di vista nulla si può dire. Tra parentesi, l'Inter è sesta nei gol subiti, che sembrava una tragedia. Il problema è la trasferta, ecco, mentre invece è seconda per i gol fatti. Il Milan è quarto per i gol fatti, e poi per i gol subiti, anche se poco, per 1 o 2 gol, e comunque decima in classifica, quindi ha preso dei gol un po' troppo ultimamente, specie nel periodo che dicevi tu. Parlando di Milan, c'è una dichiarazione del suo patron, che poi non capisco se lui è ancora il capo, perché qua non si capisce una parte, ma diciamo di sì, ecco, ed è sempre, ogni volta che parla è molto curioso, e quindi vediamo Jerry Cardinale: Redbird sta al Milan come il Qatar al Paris Saint-Germain, obiettivo guadagnarci, calcio italiano una Wild West. Ho capito, però non puoi neanche dire questa cosa di un West selvaggio, che il calcio italiano è un po' così, perché tu arrivi e vuoi rimettere a posto le cose? Non mi pare che sia così, no? Sì, vuoi rimettere a posto le cose. Fra l'altro nella stessa intervista ha anche dichiarato: non sapevo che il Milan fosse la seconda squadra a aver vinto più Champions League. Ecco, questo secondo me è ancora più preoccupante, perché va bene tutto, va bene che non devi per forza sapere vita, morte, miracoli, tutto quello che è successo nella Insomma. società che compri, però fino a sapere che ha vinto 7 Champions League, e insomma l'obiettivo teoricamente dovrebbe essere anche quello, non fa benissimo. Diciamo che in questo momento è meglio, soprattutto, che pensi alla questione stadio, che rimane vitale per quello che sarà il Milan del futuro. Per il resto ci affidiamo a Maldini, che forse è meglio. Ecco, facciamo, diciamo questo. Ha parlato dello stadio, eccolo qua, il nostro caro vecchio San Siro. Il tuo pensiero e anche la logica del Milan in questa zona, che a me pare un po' strettina. Mi sembra di averla vista dietro a Trenno, insomma, dietro la pista di allenamento. Insomma, a me non sembra sta zona così, a meno che non ampliano in qualche modo, tolgano del verde, insomma, boh. Qual è il Allora, tuo io dico pensiero? prima di tutto ciao San Siro, con la morte nel Ah, cuore, assolutamente. Io, per carità, sono cresciuto a San Siro, nel senso che ho passato quasi più tempo lì che a casa, quindi insomma, come tutti, è uno stadio che ha certo. fatto la storia, di cui siamo tutti innamorati, che ok, però a 100 anni e bisogna anche voltare pagina. Se ce l'hanno fatta gli inglesi con Wembley, rinnovandolo, eccetera, dobbiamo farcela anche noi. Ovvio che Buttandolo rimane giù aperto. no. Allora, lì rimangono aperte tante possibilità. È difficile, perché comunque se Milan e Inter trovano gli sforzi, trovano le risorse economiche per riuscire a costruire 2 stadi,
tanto meglio, e poi San Siro a quel punto puoi anche tenerlo e comunque rimarrà un problema, un grosso problema per il Per comune. il comune. Però dal punto di vista delle squadre bisogna assolutamente voltare pagina e fare 2 stadi. Questa deve essere assolutamente la priorità, che sia a Rozzano, a Sesto, alla Maura, a San Donato, mettetelo dove volete, però assolutamente bisogna fare degli stadi. In questo momento sembra soprattutto il Milan che abbia le risorse per poterlo fare. Sì, la Maura non mi entusiasma come zona, anche perché ci sono tanti problemi dal punto di vista degli abitanti che assolutamente non lo vogliono, tanto per cambiare, dell'ippodromo stesso che vorrebbe andare avanti a farci correre i cavalli quelle poche volte che corrono, però insomma io preferirei vederci i giocatori del Milan. In generale io, dovessi scegliere io, preferirei a Sesto, dove anche lì il sindaco ha aperto le porte, sarebbe ben contento di avere la squadra rossonera che ci gioca tutti i giorni, anche perché dal punto di vista economico sarebbe un affarone. Però Milano in questo momento non può perdere entrambe le squadre, considerando il fatto che appunto l'Inter perde Rozzano, sarebbe davvero un po' troppo forse. Sai che siamo un po' degli abitudinari, no? Perché ho visto io un po' per meno esempio, in questo periodo, però sì, capisco che comunque vai. Ho visto per esempio delle dichiarazioni, no, in ambiente Inter di sostenitori più o meno eccellenti, però la zona di Assago, Rozzano, di qua di là. Io sono andato a controllare, praticamente è più vicina al centro, la zona di Assago, che a Monaco di Baviera, Marienplatz, allo stadio del Bayern, no? Adesso mi sfugge il nome esattamente, l'Allianz Arena. Quindi se stiamo lì a guardare, vabbè, c'è una bretella molto veloce per arrivare all'Allianz, però quello che voglio dire, adesso non entriamo, guardiamo la città stato come Londra, che è enorme, con tutti questi sobborghi pieni di stadi, cioè dov'è il problema? Non siamo noi che non siamo abituati, perché siamo ancorati ovviamente a San Siro, no? Perché San Siro è abbastanza vicino al centro, facilmente raggiungibile, e quindi questo è il grosso problema. Il problema è proprio nostro, concettuale. Sì, anche perché poi appunto se vuoi fare uno stadio nuovo non è che tiri giù il Duomo e anche la galleria e Corso Vittorio Emanuele, San Babila, e lo piazzi lì. E gli spazi sono quelli che sono, o lo fai fuori o lo fai fuori, non è che poi in città gli spazi sono quelli. E, ripeto, anche la Juventus stessa, comunque il vecchio delle Alpi, poi ristrutturato, adesso è diventato appunto lo stadio che tutti conosciamo, non è in centro, centro. Quindi tutto sommato il problema della distanza dal centro rimane veramente di poco conto, anche perché poi ricordiamoci che tanti tifosi del Milan vengono da fuori Milano, quindi che sia a Sesto non o a è Milano quello centro, il problema. Non importa, l'importante è che sia tecnicamente facilmente raggiungibile, magari anche con una metro vicina, e sia a Sesto che alla Maura ci sarebbe, anche a Rozzano, quindi per l'Inter, devi trovare il modo che sia una situazione fungibile da tutti. Poi che sia dentro o fuori dai limiti del comune, non facciamo troppo gli schizzinosi. Ovvio che poi potrebbero partire anche lì le classiche prese in giro: io sono a Milano, tu sei fuori, io sono a Rozzano, eccetera. Ma vi assicuro che una volta che tu hai uno stadio da 70.000 posti, bello, comodo, dove sono tutti contenti di vederci una squadra che magari vince, perché non è un dettaglio, a quel punto non gliene frega più niente di dove se è dentro o fuori dal comune. Ma poi scusa, pensiamo al forum in sé per la pallacanestro, tennis una volta, o anche solo concerti, quindi è facilmente raggiungibile. Vabbè, insomma, c'è sempre un po' da questionare da questo punto di vista. Abbiamo parlato di un capitano, chiamiamolo così, d'industria, chiamiamolo così, come Jerry Cardinale. Pensiamo a un altro capitano, manager, che è invece Massimo Moratti, che dice: Inter in crisi, Lukaku lentissimo e Inzaghi tenga concentrata la squadra. Diciamo Lukaku lentissimo, secondo me, fino a un certo punto, perché non gli devi far fare il ballerino lì davanti. Lo può fare Dzeko quando è in forma, ma non così. Diciamo che Moratti ci ha sempre abituato a dichiarazioni così molto particolari, molto simpatiche, tanto per usare un termine a lui caro, però assolutamente ci stanno. Lo faceva quando era proprietario, lo fa anche adesso da semplice tifoso, forse a maggior ragione. Ci sta, poi sono le impressioni di un tifoso in questo momento, alcune sono condivisibili, altre meno. Il problema, dopo una sconfitta, ti viene da dire che appunto anche Lukaku non va bene.
magari in un altro periodo sarebbe stato diverso. Ripeto, comunque in Champions League Lukaku è tornato a essere anche utile per una squadra che ha bisogno un minimo di esperienza e di tenuta mentale oltre che fisica. Certo. Ha ragione domani da una partita insomma leggermente importante per la stagione dell'Inter, però dovesse passare poi l'Inter rimane tra le prime 8, se non la terza o la quarta, qualcosa del genere. Quindi poi ovvio se becchi magari Real Madrid in questo momento forse mi sembra ancora quella che possa fare un po' più paura al netto del Manchester City o del Bayern Monaco, ci esci, vabbè, ok. Però se poi arrivi in semifinale, non so quanti vogliono affrontare un Inter che comunque è abituata a giocarsi le partite appunto in secche, in sfida unica o comunque in eliminatoria nel doppio confronto molto bene, e ha dei giocatori che comunque hanno esperienza da questo punto di vista. Esatto. Poi al netto dei problemi che dicevamo prima, che ci sono e ci saranno fino alla fine dell'anno comunque. Beh, anche perché poi sai, i problemi di spogliatoio, quando ci sono degli obiettivi comuni, vengono messi da parte, no? Quindi non è quello il problema. Il discorso è proprio una questione fisica. Ecco, una cosa che in qualche modo imputo a Inzaghi, e lui sta cercando, da buon allenatore, concettualmente è anche giusto, di cercare di far rifiatare alcuni personaggi, come per esempio Di Marco, e infatti si è fatto male Gosens e domani gioca Di Marco, anche se Gosens aveva in quest'ultimo periodo, ultime 3-4 partite, convinto il suo ritorno a livello fisico, però ritorna anche Di Marco che aveva bisogno di rifiatare, quindi tutto sommato è servito questo concetto. Dall'altra parte Brozovic e Lukaku da fargli fare il minutaggio per farli crescere. Io credo che però fino a un certo punto tu parti con la squadra che ti ha dato garanzie per tutti questi mesi e poi dopo sostituisci nel secondo tempo. Non sei d'accordo? Cioè io partirei con Cialanoglu dietro davanti alla difesa, partirei con Mkhitaryan che sta facendo molto bene, partirei con Dzeko e Lautaro e con Darmian a destra, insomma Di Marco a sinistra. Poi al di là del fatto che uno lo devi far rifiottare, magari uno lo fai anche rifiottare, però tutti 4-5 magari insieme, in qualche modo scompagini un'identità della squadra. Sì, anche perché poi venendo alla partita il problema è più per il Porto che per l'Inter. L'Inter parte da un risultato favorevole e non dico che deve difenderlo, perché poi sappiamo che gestire un risultato, soprattutto in trasferta e Champions League, non è mai l'atteggiamento giusto con cui partire, anche perché sennò così rischi di metterti davvero sulla riga di porta per 90 minuti, prima o poi il gol lo prendi. Però devi comunque partire dalle tue certezze e dal fatto che sarà il Porto a doversi snaturare per fare qualcosa di più, non tu. E quindi hai dei sei convinto di questo? Che ti possono... Sì, secondo me sì. Hai dei giocatori. Loro che sono abituati a giocare un po' ovviamente alla portoghese, che quindi grande fraseggio, passaggio anche con dei ritmi più bassi, no? Per dire, no? Poi bisogna vedere anche i ritmi più bassi, quindi adesso corrono sempre come delle lipe tutti. L'Inter deve cercare di andare via subito in ripartenza, perché se vai a farmare subito, questo potrebbe essere la chiave, diciamo, di volta della partita. Se fai un contropiede giusto con Lukaku e Lautaro, fai in porta, dopo voglio vedere. Sì, assolutamente, anche ecco, sui ritmi non sono tanto d'accordo, nel senso che il Porto dovrà alzarli e non è una squadra per forza di ritmi così bassi. L'Inter paradossalmente dovrebbe cercare di abbassarli ulteriormente questi ritmi domani, senza avere fretta appunto di andare a fare chissà cosa, non farsi prendere dal panico anche dovesse arrivare un gol subito, perché comunque la situazione è quella che è. È una partita secca, i gol non valgono doppio, no? Esatto, quindi, ormai non c'è più questo dei gol che valgono doppio come una volta, quindi rimani lì, se prendi un gol continui a giocartela e hai il tempo comunque appunto per inserire delle forze fresche, eventualmente anche appunto per un supplementare, che non è un'ipotesi così lontana dalla realtà. È vero, anche perché poi le partite le porti avanti anche con i supplementari, ci dimentichiamo anche questo, no? Quindi vabbè, senti, il panorama delle altre partite, quelle che riguardano appunto il Napoli ha il ritorno col Friburgo, vabbè, insomma, è una partita da prendere sempre con le molle, perché adesso non mi ricordo più, era quarto in classifica o quinto in classifica, adesso non so com'è, comunque si gioca ancora per il titolo. Abbiamo appunto la partita appunto con il
Napoli-Eintracht, però abbiamo visto anche che hanno giocato veramente alla grande all'andata, quindi è stata una partita spettacolare. Poi abbiamo invece da quest'altra parte abbiamo Roma-Real Sociedad, dove partono già da un buon risultato ovviamente, e poi la Juventus con l'1-0 col Friburgo. Sì, E poi, esatto, la conference. C'è anche poi la quella. conference e Sì. quindi abbiamo la Fiorentina e la Lazio che devono in qualche modo, soprattutto la Lazio deve cercare di ribaltare il 2-1. Sarebbe un gran bel risultato se dovessimo portarle tutte e 7 ai quarti di finale, tutte e 7 appunto fra tutte le 3 competizioni, al netto appunto dell'eliminazione della Juventus che è retrocessa in Europa League, però insomma, dovesse proseguire la sua stagione sappiamo quanto è importante per la Juve eventualmente vincerla questa competizione, che però rimane comunque molto tosta con tante squadre molto ostiche, insomma, da andare nobili decadute. Sì, è comunque un'Europa League molto interessante. Ecco, la Lazio potenzialmente poteva essere la favorita per la vittoria della Conference, visto il livello delle altre, però questa sconfitta all'andata davvero complica un po' le cose. Ha ancora comunque margine per riuscire a ribaltare questa partita e vincere la competizione. Insomma, sarebbe divertente, visto che l'anno scorso ha vinto la Roma, quest'anno a vedere la Lazio trionfare. Tra l'altro arriviamo domenica al derby, che insomma sarà abbastanza sentito e importante anche nella corsa alla Champions. Caspita, infatti sono sempre lì a giocarsela nell'arco di 1-2 punti, e quindi come pensi per esempio adesso hai detto che l'Europa League è una competizione interessante, ricorda in qualche modo un po' la Coppa UEFA degli anni belli, perché quando incomincia a essere interessante, perché quella Coppa UEFA di una volta era veramente una bella competizione, no? Poi ci sono stati invece l'Europa League del periodo un po' del Siviglia, no? Che quindi le spagnole se lo facevano un po' loro come trofeo. Adesso però sembra al di là di quello che può essere, diciamo, il significato della Coppa per la Juventus, ma proprio in generale è una Coppa che se la vai a vincere è interessante. Basta dire Barcellona-Manchester United dalle ottavi di finale, diciamo, siamo arrivati a questo livello qua. Ovvio che diciamo, le conseguenze economiche della pandemia, il mondiale in mezzo alla stagione ha complicato un po' le cose, quindi ha rimischiato un po' le carte, perché magari con una stagione normale queste squadre sarebbero rimaste dove erano in Champions League, però anche l'anno prossimo, se pensiamo che in questo momento il Chelsea sarebbe fuori da tutte le coppe, c'è stata una bella rimescolanza di tutte le carte, e quindi tutto sommato è anche divertente vedere una competizione come l'Europa League non solo in finale ma anche nei turni precedenti. Ecco, la fase a gironi magari la lascerei un po' dov'è, nel senso che diventa davvero un po' troppo lunga, però tutto sommato quando poi si arriva tra le ultime 8 e le ultime 16 ci sono davvero delle squadre che meriterebbero tranquillamente di stare in Champions League o in una Superlega, anche se non si può dire Superlega, brutta parola. Ecco, hai detto brutta parola, ecco. Allora adesso io ti faccio vedere questa notizia, quindi il Barcellona e il governo spagnolo pronto a costituirsi parte civile sul caso arbitri, agiremo con la massima forza, e quindi questo è il caso appunto del Barcellona con l'ex capo degli arbitri Negreira. Ma non ti sembra un po' un focolaio qua, un focolaio là, un focolaio su? Non ti sembra che tutti questi tre focolai in qualche modo siano uniti da un'unica matrice, dico con cattiveria, no? E malizia, che quindi in qualche modo vengono, attenzione che state andando in una direzione non ottimale, che i nostri campionati hanno bisogno di validità, che debbono andare avanti, voi pensate invece ai vostri interessi. Come la pensi? Io dico senza paura che sarei favorevole a una Superliga. So di essere magari insomma una parte un po' minoritaria, ovvio che non una Superliga come era stata lanciata lì in un weekend. Dicendo, da domani noi facciamo il nostro campionato e voi l'hanno buttata così, quindi... Così non aveva molto senso, però in generale pensare a un campionato con le migliori squadre di tutti i paesi, quello sì mi troverebbe assolutamente favorevole. Quello che sta succedendo in Spagna, francamente la situazione del Barcellona è naufragata negli ultimi 2 o 3 anni con situazioni di tutti i tipi, questa degli arbitri è clamorosa perché in effetti non avevano un rigore contro per un anno, diciamo che qualche sospetto lo fa venire. I conti meglio non guardarli perché si dice tanto dei nostri club, ma lì ci sono buchi di miliardi di euro
e nessuno fa niente, continuano tranquillamente a giocare. Ci ricordiamo quello che è successo l'estate scorsa con Kessie e Lewandowski comprati e poi si sono accorti che non c'erano i soldi, che non c'era il modo per tesserarli. Cioè, siamo a situazioni veramente paradossali. Ovvio che lì, un po' come peraltro è stato anche da noi, Barcellona e Real Madrid devono andare avanti per motivi squisitamente economici, e quindi in qualche modo ci ritroveremo magari il Barcellona campione di Spagna con tutto quello che è successo, e sarebbe Sì, davvero clamoroso. non è solo quello, ma essendoci dietro le banche, no? Perché il debito nei confronti delle banche, le banche dicono non siamo scemi, e quindi la squadra non può fallire, perché noi dobbiamo rientrare da questo punto di vista, e quindi anche lo Stato sa che non può calcare la mano, no? Da questo punto di vista. Mi ricordo il buon Mario Maccalli che diceva sono tutti indebitati, in una trasmissione di Che Calcio Che Fa, fatta a Lombardia TV nel 2019, credo, prima della pandemia, e io avevo mostrato una slide dove con fierezza veniva messo del 2018 al primo posto lo sforamento degli 800 milioni di euro di fatturato del Barcellona, al primo posto. Peccato che era indebitato per altro, no? Quindi, e l'Inter era al 12° posto, come per dire, stava risalendo la china, no? Ma anche lì c'era un pompaggio un po' eccessivo. Dopo abbiamo visto che si è un po' più sgonfiata la situazione, no? Insomma, è un periodo veramente difficile da questo punto di vista. Non mi hai invece commentato, abbiamo parlato di Cardinale, però non mi hai commentato il ruolo di Red Bull sta al Milan come il Qatar sta al Paris Saint-Germain. Beh, prima il fondo era dichiarato, cioè c'era Elliott che ha detto semplicemente noi abbiamo comprato il Milan e vogliamo rivenderlo, non vi diamo un euro per fare il mercato, lo sa bene Maldini che sostanzialmente ha dovuto cedere tutto quello che aveva per riuscire a fare una squadra che poi ha anche vinto, quindi massimo rispetto perché ha fatto un lavoro incredibile. Ecco, forse Red Bull sta pensando molto allo stadio, ripeto, forse un po' meno al mercato, sta facendo comunque delle operazioni più legate al mantenimento di questo club come marchio. Da qui a riportarlo in alto ci vorrebbero degli investimenti, non dico a fondo perduto, ma comunque degli investimenti sul mercato decisamente importanti, da decine di milioni di euro tutti gli anni, tutte le estati, per portare a casa dei giocatori che in questo momento non solo a Milan, ma in generale in Italia non arrivano più, e diventa tutto un po' più complicato. Magari, nel senso che il PSG dietro al Qatar, ma abbiamo visto che tipo di acquisti ha fatto negli ultimi anni. Poi non è arrivata la Champions, per carità, i risultati commessi sappiamo quelli che sono stati, però insomma si è mosso qualcosa dal punto di vista economico un po' diverso da quello che si è visto muoversi a Milano negli ultimi anni. È un'affermazione che non sta né in cielo né in terra, perché innanzitutto è uno Stato, il Qatar, diciamo che anche messo così è un po' fumosa come affermazione, e poi non è, sappiamo che per esempio l'ultimo pallone d'oro a Messi, io mi ricordo la faccia di Messi era abbastanza, cioè, per dire vabbè adesso lasciamo perdere, era molto imbarazzato perché quel pallone d'oro non era proprio un grandissimo pallone d'oro, ma perché lui era passato al Paris Saint-Germain e l'anno successivo ci sarebbero stati i mondiali, quindi tutto un discorso altamente promozionale. Poi tanto a lui tornava sempre qualcosa in tasca, però è una situazione veramente comica, quindi prendere anche il Qatar come riferimento, cioè non è che noi qua in Italia abbiamo l'anello al naso, è questo che voglio dire, no? Arriva il Red Bird della situazione. Vabbè, queste sono le solite situazioni che vengono fuori. Parliamo di calcio italiano, parliamo di una nazionale per esempio che è sempre alla ricerca di talenti, e qui andiamo a recuperare 2 o 3 elementi un po' a destra e a manca. Ma io domando, ma questa degenerazione, perché io ho qualche anno più di te, mi ricordo che quando negli anni 70 giochicchiavo c'erano i grandi portieri, i grandi difensori, stopper, grandi terzini di fascia, centrocampisti con i polmoni, centrocampisti numero 10 che inventavano gol, centravanti pazzeschi, alle sinistre pure. Non so, io credo che il calcio veramente abbia avuto una progressione in senso negativo solo da un punto di vista solo fisico e muscolare, tant'è vero che il giocatore che riesce a unire tutte e due le situazioni, il talento e la tecnica con la parte fisica, è un fuoriclasse, è un vero fuoriclasse adesso. Capisco, la scuola italiana perché si è arenata da questo punto di vista? Perché parlo ovviamente
Parlo ovviamente della mancanza degli attaccanti, visto che Mancini è andato a recuperare degli attaccanti all'estero. Sì, esatto, di cui non so neanche io il nome. Io non me lo mi ricordo più. vergogno a dire che non lo so neanche chi sia. Adesso va bene tutto, ma credo che qualcosa di meglio ci sia anche in Italia. Comunque, vabbè, al netto di questo, non possiamo pensare che sia solo un problema di scuola italiana, nel senso che poi c'è qualcosa che non va nel nostro sistema calcio in generale, c'è, perché io preferisco aver vinto l'Europeo e non essermi qualificato al Mondiale, piuttosto che non averlo vinto e poi andare al Mondiale giusto per fare un girone, come era successo peraltro in edizioni precedenti. Però 2 qualificazioni mondiali mancate sono davvero troppo, soprattutto in questo momento in cui comunque non giocano il Mondiale in 16. Diciamo che spazio per tutti ce n'è assolutamente, non solo all'Europeo ma appunto anche al Mondiale. Trovare però così difficoltà a fare gol, a trovare degli attaccanti che riescono in qualche modo a buttarla dentro, perché poi quello che mi fa sempre molto riflettere è vedere che magari Giroud ha reguagliato il record di marcature all time nella sua Francia. In tanti altri paesi si è arrivati proprio perché si gioca tanto tra qualificazioni amichevole a risultati di un certo tipo, noi siamo ancora fermi a Gigi Riva come miglior marcatore, che è grandissimo giocatore, ma com'è possibile che non abbiamo trovato in 50 anni ormai un giocatore in grado di fare 40 gol in nazionale? Cioè, quello è davvero un problema clamoroso. È vero, però è anche vero che abbiamo visto che dei cicli anche delle nazionali vincenti, quella dell'82 e quella del 2006, l'edizione successiva sono due squadre che hanno fatto dei flop notevoli, no? E quindi magari lì evidentemente devi cercare di integrare, o hai veramente il fuoriclasse forever su cui fai ancora la squadra, però evidentemente devi un po' cambiare, per questo che rimane uno come Gigi Riva nel cuore e nella memoria, ovviamente, oltre che sempre nel cuore, però sì. E vabbè, però lui non è che non abbia dato dimostrazione di cambiare, ha cambiato subito radicalmente quando è arrivato. Mancini dalla vecchia gestione ha dismesso i vari Pirlo, i vari giocatori, insomma, che erano ormai un po' alla fine, erano già arrivati alla fine della carriera, ha messo tanti giovani, infatti ha costruito, ha vinto il girone della Nation League, è arrivato tra i primi 3, quindi insomma è uno che non è che non ha vinto l'Europeo, quindi le cose le sa fare. Se manca la materia prima è anche giusto, no? Andare forse a recuperare altri profili. Il discorso che quello poi degli oriundi andiamo a prendere anche l'inizio degli anni 60, dove giocarono Altafini, Sivori e altri nella nostra nazionale, quindi insomma l'oriundo in certi momenti probabilmente serve anche a coprire delle lacune. Sì, ma erano Altafini e Sivori, non quello di cui non ci ricordiamo neanche il nome. Adesso, va bene, non perché abbiamo una certa età adesso, va bene tutto, perché io comunque Altafini e Sivori non li ho visti giocare, però hanno fatto la storia del calcio. Questo qua, continuiamo a chiamarlo questo qua, così magari... Questo qua, devo andare... Esatto, come si chiama? Mi sembra che inizi non lo faccio, cioè, poverino, sarà un ottimo giocatore, però se noi abbiamo bisogno di andare a pescare un giocatore semi-sconosciuto in Argentina, mettiamoci Raspadori, perché comunque, per dire, l'ultimo nome che mi viene in mente, mettici Raspadori fisso d'attacco, in qualche modo prima o poi farà gol, nel senso, ovvio che non abbiamo in questo momento, e quello è un problema, un bomber da un gol a partita, tanto per intenderci, però con quelli che abbiamo usiamo quelli. Adesso andare a pescare un giocatore semi-sconosciuto di Argentina mi sembra davvero un po' troppo. Retegui, l'italo-argentino convocato da Mancini nel menù delle squadre di Serie A. Bene. Eccolo qua. Bravissimo. Matteo Retegui, va bene. Boca Juniors. Vabbè, insomma, è sempre questo il solito discorso. Senti, andiamo a vedere un attimo, per esempio, un altro giocatore interessante, no? Perché poi parliamo che non abbiamo talenti, anche perché poi noi formiamo i giocatori e può anche avere una sua validità il nostro calcio, perché è molto tattico, formiamo i giocatori, li prendiamo giovani, li rivendiamo a chi è più ricco che ci dà indietro dei bei soldini, e questo tutto sommato potrebbe servire per cercare di tenere un po' di più alto il nostro sistema calcio, no? Poi è chiaro che storceremo un po' tutti il naso, perché noi comunque veniamo da una grande tradizione, quindi vogliamo essere al top, però se i soldi non ci sono in questo momento storico dobbiamo fare così. Che idea ti sei fatto per esempio del capo classifica dei marcatori, Victor Osimhen, che 19 reti, che da un po' sta incominciando un po'
a sbracciare presso De Laurentiis, perché incomincia a sentire qualche sirena inglese. Quello purtroppo è un problema attuale del nostro calcio, cioè i giocatori arrivati giovani da noi esplodono e poi finiscono in Premier League o in Liga. Quello non possiamo, secondo me, farci troppo. Anche Osimhen l'ha detto abbastanza chiaramente, con dichiarazioni che un tempo avrebbero fatto clamorosamente notizie. Lui ha detto, io sto lavorando un giorno per andare in Premier League, essere pronto a quel tipo di campionato. Grazie, cioè, ormai lo sappiamo che è così, però ecco, poi bisognerebbe metterci un po' anche dalla parte loro, perché se pensiamo che in questo momento Leao prende 2 milioni di euro all'anno, per carità, non è che faccia fatica a arrivare a fine mese, però e poi è per forza che viene tentato dalle squadre anche di medio livello della Premier League, perché con 2 milioni di euro all'anno lui ne pretende in questo momento 7 dal Milan, 7 e mezzo, quelli che sono, e non dico che li debba prendere per forza, però sotto i 5 non puoi stare. 5 in Premier League te li può offrire anche probabilmente una squadra che va in zona di retrocessione, e il nostro calcio rimane quello che va a pescare i De Ketelaere, con tutto rispetto, dico in generale giocatori di prospettiva che possono esplodere o meno, se poi esplodono se ne vanno e se non esplodono ce li teniamo. Questo sì, questo è indubbiamente. Hai tirato fuori proprio l'argomento Leao che volevo tirare fuori, perché c'è stata una dichiarazione, mi sembra, di Costa Curta, che ha detto che vabbè, Leao non è un fuoriclasse, ecco, diciamo, ha argomentato, è anche giusto dirlo, no? Perché l'ho visto anche nella partita col Tottenham, lui ha la grande capacità di andare via palla al piede in velocità, ma se gli prendi il tempo, dopo è un giocatore che rimane un po' bloccato, non ha l'inventiva a centrocampo di fare determinate giocate, ha bisogno dello spazio, è molto coordinato, taglia dentro, arriva al tiro, eccetera, eccetera. Mi domando, ma se tu, vabbè, andrai a prendere anche i soldi, tutto quello che vuoi, vai in Inghilterra, prendi 9 milioni di euro invece di 7, per esempio, direttamente dal Milan, o ne prendi 10, non so, ne prendi tanti, però ad un certo punto puoi correre veramente un rischio da un punto di vista, sei giovane, no? Rimani nella realtà che in fin dei conti ti ha lanciato, dove ti ritrovi almeno per un paio d'anni, non lo so, io rimarrei al Milan. Certo, poi è chiaro che la discriminante sono i soldi, però non è che dopo alla fine è l'ingaggio, ricordiamoci anche che hanno tanti sponsor personali che sono fior di soldi che arrivano collateralmente. No, sicuramente. Il problema è che adesso, ridendo scherzando, Leao prende davvero 2 milioni di euro all'anno, che sì, certo, in questo calcio sono davvero troppo pochi. La prospettiva non è, secondo me, per forza l'idea di perderlo adesso. Secondo me Leao in qualche modo rimarrà ancora al Milan per 1, magari 2 anni. Il problema è che devi assolutamente rinnovargli il contratto e metterti a riparo da brutte sorprese, perché altrimenti uno come Leao, che in prospettiva può comunque valerti dal punto di vista economico 100 milioni di euro o qualcosa di meno, però insomma può valere decisamente una buona plusvalenza, poi rischi di perderlo a zero se non lo rinnovi, o magari di doverlo svendere, come è successo con tanti altri giocatori nel Milan, nell'Inter. In questo momento devi rinnovarlo, convincerlo comunque a rimanere al Milan per un altro anno almeno, se non 2, secondo me si può fare. Poi però dovrai salutarlo, e quello c'è poco da fare, perché come ha detto, il nostro calcio non è più competitivo a quei livelli. Allora a questo punto diciamo che a parte il fatto che c'è anche quel nodo riguardante appunto i 19 milioni, no? del contenzioso, no? Mm-hmm. Che quella cosa lì è una spada di Damocle sul giocatore, no? Stesso, e ovviamente anche sulle trattative, perché la squadra, non so, quale dovrebbe essere per cercare di risolvere quel problema e cercare che il Milan lo tenga per un certo periodo. Secondo me mettergli la clausola. Nel momento in cui lo accontenti dal punto di vista della clausola rescissoria, che non è un bel vedere, però gli dici ok, se qualcuno arriva con i soldi che richiediamo, te la portiamo, possiamo cederti, cioè possono prenderti anche senza trattare con noi. Non è bellissimo, lo accontenti dal punto di vista economico, probabilmente qualcuno poi te lo porta via, ma te lo porterà via comunque, e sappiamo tra l'altro che le clausole sono messe, ma è poi difficile che un club straniero o comunque con cui hai rapporti ti venga a portare via un giocatore senza neanche metterti al tavolo delle trattative. Certo. Si parte da quella base e poi in qualche modo si mette d'accordo. Tu metti, accontentalo dal punto di vista della clausola rescissoria, 7 milioni e mezzo sono tanti, magari con i bonus ci puoi arrivare, gliene dai 5, 5 e mezzo più bonus, e in qualche modo te la cavi così, e in qualche modo lo tieni ancora lì, anche perché
io sono abbastanza d'accordo con questo Corto, non credo che sia un fuoriclasse assoluto, però in questo momento, per quello che è il calcio italiano, è un È un fuoriclasse, e giocatore. quindi da tale devi considerarlo. Ecco, non è che è anche una logica legata al fatto che il calcio italiano è un po' quello che è, visto che viene criticato già dall'interno, e al tempo stesso il Milan è in una fase di transizione, cioè è anche il fatto che Leao possa andare in un'altra squadra titolata con la possibilità di vincere comunque un trofeo, lascia perdere il Paris Saint-Germain, che è un po' un cimitero degli elefanti, perché andare lì secondo me è la morte dei sensi. Almeno vai in Inghilterra, vai a giocartela, ma anche nel Chelsea stesso che non sta vincendo adesso, prima o poi ritornerà a vincere, anche se ha investito tanto. O comunque vai anche all'Arsenal, vai a Liverpool, vai ai due Manchester. Insomma, io credo che a quel punto lì, credo che il giocatore abbia anche giovane così, abbia voglia di mettersi in discussione. Sì, anche, ecco, diciamo che questo Paris Saint-Germain sì è un po' il cimitero degli elefanti, però se poi alla fine Messi dovesse andare via, non lo so, anche Mbappé alla fine magari si stancherà di non vincere niente, l'ha già fatto capire. Neymar è più infortunato di quando sta bene, certo. Poi magari in qualche modo i soldi che ce li hanno potrebbero investirli un po' meglio, e lo dico da un vecchio simpatizzante del Paris Saint-Germain, di quando aveva magari Ibrahimovic, di quando aveva un altro tipo di giocatori, così, anche Ancelotti, certo, ma anche prima con Ronaldinho, tutto stato era un piacere molto diverso, che però, insomma, a me è abbastanza piacevole, lo dico tranquillamente. Ora però è una squadra che lascia un po' il tempo che trova, ma non è che sono buttati un po' lì davanti e boh. Ma scusa, un progetto sportivo, quando crea un progetto sportivo, credo che arrivato a un certo punto devi far stare anche in piedi la squadra. Tutti questi grandi giocatori, che saranno anche di varie provenienze, che vengono grandissimi giocatori, però devono stare in piedi. Messi aveva la sua squadra, se la cuciva anche negli ultimi anni attorno a sé, come anche Cristiano Ronaldo, Real Madrid, cioè strappava tutto verso di sé. Quando c'hai Neymar e c'hai Mbappé, e poi comunque una squadra che viene da dei risultati negli anni precedenti, almeno nel campionato francese, è un po' così. Io credo che veramente dovrebbe essere più la volta che riusciranno ad avere i veri portatori d'acqua, con il giusto giocatore a centrocampo, con 1 o 2 punti importanti, ma che siano integrabili tra di loro, e credo diventerà una squadra veramente performante, non invece una cozzaglia di talenti. Sì, mi dispiace un po'. Forse, ecco, una delle chiavi può essere anche il campionato francese stesso, che non è esattamente stimolante per i giocatori che si trovano a fare quelle 38 giornate di campionato contro avversari abbastanza modesti, e poi dopo si trova in Champions League a dover cambiare comunque di ritmo. Il campionato, secondo me, di appartenenza fa tanto, soprattutto nelle coppe. Se sei abituato ad avere quel tipo di mentalità, di avversari, di livello di attenzione psicofisica, poi allora ti trovi a non passare da Lens, che dici ah sì, bene, sta facendo una bella stagione, ma è la squadra che possiamo insomma vedere, a passare a doverti affrontare il Bayern Monaco in casa loro e non vedi mai palla, perché quello è stato clamoroso. Perché va bene che non cimitero degli elefanti, talento, quello che vuoi, però proprio una squadra che dal punto di vista dell'energia fisica non è stata messa sotto, non sapeva come riuscire a recuperare la palla e portarla dall'altra parte. Messi e Mbappé non hanno visto palla, quello è grave. La cosa pazzesca da questo punto di vista. E vabbè, insomma, d'altronde vedi che invece, cucendo una squadra come quella del Napoli, io confido molto in Europa per il Napoli, perché effettivamente è una squadra che se la incontri non sai che quella giornata di come va a finire, devi fare molta ma molta attenzione, no? Quindi qual è il tuo pensiero del Napoli in Europa? Io temo però che lì un po' di inesperienza alla lunga possa costare caro. Non c'è la squadra dominante in questo momento che sai già che vincerà la Champions, francamente ne vedo appunto una o due un pochino superiori alle altre, però c'è margine per tutte quelle che ci arriveranno tra le prime 8, compreso il Napoli, che lo diamo già per assodato, insomma, il passaggio successivo. Però insomma, ecco, lì uno dipende da chi ti capiterà, e poi bisogna vedere cosa andrai ad affrontare e come andrai a affrontarlo. Ecco, un po' di mancanza di abitudine a questo tipo di appuntamenti può fare la differenza in Champions League, quello sì, e tutto sommato, anche se va presa con le molle quello che sto dicendo, il Napoli con l'Inter ha perso e con la Lazio ha perso in questo girone di ritorno. Non è che ha vinto solo con le piccole, per carità, ha vinto benissimo con la Juve, ce lo ricordiamo, ha vinto col Milan, eccetera, però 2 scontri diretti intanto li ha persi.
Bene, andiamo a vedere quali sono le prossime partite appunto del prossimo turno, così prima di lasciarci abbiamo quindi Sassuolo-Spezia il 17 marzo con anche Atalanta-Empoli, poi invece sabato ci sarà Monza-Cremonese, qua ormai la Cremonese è andata mi sa, Salernitana-Bologna, Udinese-Milan, quindi il Milan va fuori casa, è sempre una trasferta difficile quella di Udine, Sampdoria-Verona. Qui è l'ultima, forse neanche l'ultima, perché tanto la Samp la vedo veramente male. Tra parentesi, la Samp, io ho guardato, ha fatto 13 gol in 26 partite, vuol dire che segna un gol ogni 2 partite, veramente dura. Fiorentina-Lecce. Abbiamo il Torino-Napoli, partita complicata per il Napoli, Lazio-Roma appunto il derby, e poi abbiamo il derby d'Italia che è Inter-Juventus. Quale andresti a vedere? C'è il derby di Roma, Inter-Juventus, c'è appunto anche Torino-Napoli, quale andresti a vedere? Tra le ultime due, obiettivamente tra le ultime due è una bella sfida quale delle due. Tutto sommato il derby di Roma è sempre molto nervoso, è difficile che venga fuori proprio una bella partita. Forse andrei a vedere comunque Inter-Juve, che vale per il secondo posto, diciamo, anche se poi alla fine sì, è vero. Diciamo che sì, andrei a vedere Inter-Juve. Concettualmente è questo. Ecco, come si avvicina, poi dipende anche dall'esito di domani dell'Inter, lasciando perdere le coppe, come si avvicinano le due squadre, perché la Juve poi gioca comunque giovedì, per esempio. Sì, esatto, anche quello fa. Non è facile, però sono squadre che abbastanza ormai abituate a giocare ogni 3 giorni, eccetera. Quello anche per le squadre di Roma, tutto sommato, si viene da una settimana con partite di conference, Europa, eccetera. In questo senso, ecco, forse il Milan può approfittarne che ha già giocato e deve sfruttare questo momento del calendario per blindare almeno la qualificazione alla prossima Champions League, poi arrivare secondo, terzo cambia poco. Ecco, infatti. Va bene, siamo arrivati alla fine di Che Calcio Che Fa. Andrea Gussoni, mi ha fatto molto piacere scambiare 2 chiacchiere sempre in totale leggerezza. Tanti auguri per la tua vita professionale e anche privata, ovviamente, e quindi ci risentiamo alla prossima, anzi al tuo prossimo sondaggio. Aspetto, chi sarà, quale potrebbe essere il prossimo sondaggio? Potrebbe essere... Quest'anno è facile. Chi è stato il miglior giocatore del campionato? No, beh, quello ormai direi di no. È già andato. Grazie, è stato un piacere. Quale sarebbe, scusami, quale sarebbe? Ma penso che è stato i migliori 3 giocatori del campionato, però potrebbero essere 3 del Napoli o qualcosa del genere. Almeno 2 di sicuro. Almeno 2 di sicuro, sappiamo già chi sono, dai. Bene. Ciao Andrea, grazie ancora, buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Vabbè, insomma, è sempre divertente con Andrea Gussoni, tra parentesi è una persona veramente squisita e ovviamente molto ma molto sul pezzo. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, ci vediamo appunto lunedì prossimo, con la speranza che almeno tutte le squadre italiane siano riuscite in questa settimana a scollinare i propri impegni e a regalare insomma il giusto lustro al nostro calcio, che ne ha tantissimo bisogno. Buona serata a tutti.